vista dalla mia cameretta. Eccoci qua. Buongiorno, buon pomeriggio, ormai sono le 2:30. Stamattina ho ciappato un sacco di piova. Sono arrivato qua stonfo piombo. C'era anche aria, avevo detto freddissimo, tutto stonfo di buono. È andata, sono arrivato qua adesso al rifugio Pian del Re. Adesso mi scaldo per bene, infatti mi vedo tutti i vestiti caldi perché ho preso una bella ingelata. Oggi 89esimo giorno, ho dimenticato di dirlo. 89esimo giorno e oggi è un giorno con la lacrimuccia, perché 2 anni fa è venuto a mancare Wendy. Vabbè, infatti non è stata facile stamattina, ero abbastanza triste. E poi per una cosa con di pioggia, quindi tutto aiuta. Bene, ho fatto una bella doccia calda, infatti sono in questa zabile, bello caldo, e adesso mi vesto. C'è la mia cameretta qua, la singola. Voi siete qui, you are here. Tac, lettino, zainino che adesso metto ad asciugare, cibo a volontà, e così. Bomba, bomba, bomba. Oggi col della Gianna tirava un sacco di aria, infatti non sono neanche riuscito a fare una foto. Disastro, infatti avrò tre foto della salita che ho fatto all'inizio che pioveva poco. È un freddo becco, Giovanni. Ma certo c'era troppa aria, non riuscivo a tenere l'ombrello, c'era anche il temporale intorno, anche se ero sicuro che era lontano, ma nel dubbio ho messo via l'ombrello. Lavato completo, tutto lo schienale piombo, per fortuna adesso controllo i quaderni, ce ne sono bagnati, tutto il resto è ben protetto, ma sembra tutto abbastanza bene, abbastanza in ordine. Bene, e domani vediamo cosa fare. Adesso vado a vedermi appena smette di piovere la sorgente del Po, così portiamo a casa un obiettivo e poi vediamo se si vede anche il Monviso. Aspetta, aspetta, che magari lo vediamo subito. Tac, eccolo, Monviso. Gna. Ah. Cameretta con vista a Monviso, non male. Sì, dovrebbe essere lui, dai. Quello è Questo dovrebbe essere il viso, il colle del viso. Bello, bello. Però la finestra aperta fa un po' freddino. Devo anche vedere se c'è linea, perché qua mi sa che non c'è nada, perché non hanno il bancomat. Ah, bene, adesso mi vesto e me lo sciollo, non c'ho altro da fare. Yeah, spettacolo.
Eccolo! È lui! Qui nasce il po'. Vediamo dove nasce. Eccolo! Lì! È lì! Che figo! E nasce proprio qua. Figo! Qui nasce il po'. Là dietro c'è il Monviso, ma non si vede. No, quella punta lì. Quello lì è il Monviso. Bene. È caduto il telefono. È rimasto intatto, solo un graffietto, manco male. Così. Oggi, giorno 89, sorgenti del Po. Sorgente del Po, mica sono tante. Guarda che c'è scritto qua. Qua passa la GTA. Che devo ancora decidere cosa fare domani. Eccolo qua. Spettacolo. Quello è il rifugio dove dormo, anche se il campeggio è libero. C'è scritto che si può bivaccare da un'ora prima del tramonto a 2 ore dopo l'alba. Figata, cazzo. Quindi sono sempre stato perfetto io nell'arco alpino, non qua. Che bello. Sta anche uscendo un po' di sole, anche se mettono pioggia stasera. C'è un po' di temporale che arriva. E il po' nasce qua sotto, figata. Perché qui non c'è. Tu cammini di qua, non c'è. E lì c'è. E il po' nasce qui. Eccolo qui. Il po'. È così. Oggi 89, domani 90. E devo decidere se andare al rifugio Quintino Sella, che mi pare che sia il primo rifugio fatto in tutto l'arco alpino, quello sarebbe curioso vederlo. Adesso guardo sull'internet se mi prende, che lì vicino al rifugio prende, quindi solo per coso storico così. Però cazzo è lunga la traversata, c'è il massiccio del come si chiama, del Monviso, è bello grosso. Quasi sono tentato di scendere giù di qua, sì, perché non ce la faccio più. Sono proprio stufo. Poi anche la pioggia di oggi mi ha fatto proprio dire: oh, basta, ti vai giù e vai 20 miglia, che 90 giorni sono anche abbastanza. 89. Sì, oggi un macello, cazzo, un freddo becco, aria, l'ombrello che mi si è devastato. Cioè si apre ancora, però vediamo quanto resiste. Se riesco a riportarlo a casa è una bomba. Che si è perso un pezzo, un disastro. Ho metà robe che si stanno decomponendo, finito il dentifricio, di tutto di più. Bello. Quindi così domani devo decidere se andare a rifugio Quintino Sella, anche mi sa che mi confondo perché Quintino Sella è quello che ha fatto il CAI, cioè uno dei primi che ha, come si dice, fondato il CAI insieme ad altri. Quintino Sella. Mi informerò. Bello. Dopo tutta la lavata di oggi mi si è bagnato un po' il telefono, ma ormai questo è un telefono da battaglia con tutti i grafi, le robe. Spero solo che riesca ad arrivare a casa con tutte le foto che ho dentro, perché sennò è veramente un disastro. Con le 16.000 foto che ci sono dentro. Il po'! Che bello! Tac! E lì c'è il po'. Perché allora, dal po' in giù è tutta terra in più. Quindi quella è tutta terra in più. Questa no. Sono ancora giusto. E dal po' in là è tutta Africa. Spettacolo. Qua c'è anche il simbolo lombardo, piemontese, boh. Che vuol dire? Giuliano. Bello. Qui nasce il po'. Sta scritta l'avevo vista, mi ricordo, su qualche guida. Bello pistrello. Che culo quando si è rotto lo schermo.
se no sì che partiva le bestemmie, sì che domani tornavo in giù. E quindi ancora un paio di giorni di bel tempo. Potrei godermi ancora 2 traversate, godermi per modo di dire, e poi tirare giù tutto. Poi ho visto che la valle dopo è bella dritta per andare fino alla zona Cuneo, e lì sarebbe bello. E ci penserò stasera, vedere cosa fare domani. Devo anche adesso asciugare gli scarponi, perché sono piombi, c'ho lo zaino, tutto piombo. Anche certi vestiti, anche roba dentro, si è bagnata, sotto sì, sopra no, boh. I quaderni hanno tutti... C'è solo il quaderno ultimo i bordi un po' umidini, però l'ho messo ad asciugare. Sono fiducioso che si asciugherà. Ma guarda che bomba! Questo è il Po, che poi diventa largo un po' di metri. È il Po, che bello. E nasce da lì. Sorgenti. Qui nasce il Po. Vai. Acqua, 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 acqua. Acqua, 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 acqua. Fuoco, 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 fuoco là sotto. Qui nasce il Po. Bang! Da notare in che posto bellissimo. Ne sa il po' di posti belli. Na, na, na. Na, na, na. E c'è anche uno stronzo! Spettacolo! E da là sotto, tac, tutta acquetta. Arriva anche un po' da di là. Acquetta, acquetta! Va al po'! Bom bom, cia cia! E là in fondo la sorgente del Po. Ta 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 ta. E io nel dubbio gli ho dato anche l'ho assaggiata, gli ho dato 2 sorsi. Vediamo se muoio. Non era neanche il massimo comunque, ho assaggiato acque più buone. Ah, lì c'è il Monviso. Ah, adesso si vedrà sempre di più. Monviso. In un attimo siamo di nuovo a Silent Hill. C'era il sole fino a 3 minuti fa. E di nuovo Silent Hill. Silent Hill. Si è riaperto. Mi è venuta in mente un'altra storia divertente di prima che scendevo, urlando e bestemmiando, bestemmia al Signore che stava piovendo tantissimo, aria, freddo, un disastro. Praticamente arrivo e vedo le mucche da lontano, come sembrava cavalli inizialmente, ma poi erano tutte mucche bianche. Adesso sono qua in giro, le ho viste prima. E niente, io ero lì tranquillo che stavo scendendo, ma stavo andando veloce, a quel punto era ripido, quindi stavo corricchiando. E da sopra le vedevo tutte ferme che si buttavano la testa l'uno nel culo dell'altra per ripararsi dalla pioggia. E quando mi hanno visto arrivare, le ho viste partire. Poi ho comunque accelerato la corsa perché ho detto, cazzo, queste mi brincano. Era un'intera mandria, no, erano 40 mucche, 50, 30, 40 dai, rimaniamo 40, 30, 50, 40. E ho cominciato tutte a correre praticamente. Io scendevo e loro finché a una certa si sono fermate, ma mi sono cagato addosso, ho detto cazzo, se arrivano tutte vicine, ho detto, metto a urlare, che cazzo faccio? Cioè, e mi hanno scambiato per il pastore che pensavano le portassi in stalla. Ma è stato allucinante, Dio buono. Tutte che correvano. Io che mi giravo e dicevo via, 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 via. Andavano più veloci di me, ovviamente lo sapevo. Ma cazzo, 30 mucche che mi seguono un'altra volta. Sempre il pastore sono io. Sono il pastore Johnny. Così. E alla fine sì, probabilmente là dietro era. E poi sono venuto giù di là. Zac. Mamma mia, una bella lavata oggi. Doveva piovere il pomeriggio e ha piovuto tutto oggi. E vabbè, anche la pianura. Padana. Col Po. Tac. E lassù il Monviso col cappello. Bello.